broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say I hate you, we break up, you call me, I love you. I Magnifici Sei si chiamano Ahmed Nasef, Alessio Morini, Alessandro Dalben, Rebecca Lonedo e tra i più giovani Mirko Cocco e Francesca Crestani. Sono loro ad essere ancora imbattuti nel campionato regionale di società di corsa campestre, che dopo Galliera Veneta è andato in scena sui saliscendi dell'area Fenderl di Vittorio Veneto. Numeri straordinari, lo si sapeva, dai giovanissimi della Corri Libero sui Prati ai big sono stati in ben 1400 a sfidarsi. Sono numeri notevoli per una manifestazione di corsa campestre. Il tempo ci sta assistendo, quindi a maggior ragione oggi è una bella giornata di sport. Questi numeri sono confortati anche da prestazioni molto importanti, sia da parte dei giovani sia da parte anche delle categorie dei più grandi, e questo fa ben sperare anche per una continuazione dei successi dell'atletica veneta. Lo sentiremo infatti dalle interviste agli atleti. Il Veneto del cross va davvero forte ed oltre ad obiettivi in ambito nazionale, per alcuni dei vincitori del cross Città della Vittoria il traguardo è rappresentato dai mondiali. Andando con ordine, dopo le prove master sono stati i ragazzi ad aprire la lunga rassegna giovanile. Il primo vincitore non è più quello di Galliera a Belcampeol, ma appartiene alla stessa società Il Gagno Ponzano. Si chiama Lorenzo Botter. Credevo che il mio compagno di squadra, Abel, vincesse. Poi negli ultimi metri ho dato il massimo e ce l'ho fatta. All'inizio è difficile che c'è tutta la mischia e quindi uscirne è il problema. Poi sono stato nel gruppetto dietro e alla fine ho dato tutto. Fra le ragazze, come dicevamo, c'è stato il bis di Francesca Crestani dell'Atletica Marostica Vimar, brava a staccare tutte e a chiudere al traguardo in solitaria. Altro bis berico nella categoria cadetti con Mirko Cocco dell'Ovest Vicentino, che ribadisce di essere il più veloce meritando il successo anche a Vittorio Veneto. Fra le cadette invece la prova di Vittorio Veneto va a Nicole Marsura, passata da poco a Treviso Atletica, che commenta così il suo primo successo stagionale. Mi è piaciuta la parte alta, poi la parte bassa era un po' noiosa, piena di... però insomma è andata bene. Sono riuscita anche a finire più veloce, a staccare la mia compagna, e devo anche ringraziare mio papà che mi allena e mi segue sempre. E da quest'anno ho anche cambiato società e quindi speravo di fare un buon lavoro. Spererei di fare i campionati italiani di cross e poi si vedrà come va. Fra gli allievi Alessandro Dalben si ripete. Per il veronese il successo è incoraggiante perché ottenuto con qualche metro di vantaggio sugli inseguitori dopo che a Galliera aveva tagliato per primo il traguardo con uno sprint al fotofinish. Fra le allieve è ancora Rebecca Lonedo la protagonista. Per lei una corsa fluente, una gara in crescendo ed un obiettivo stagionale molto ambizioso. Pensavo peggio, anche perché molti miei compagni erano preoccupati per questa gara, perché mi avevano detto che era piena di salite, però non è stato così. Ne ho trovata una un po' ripida verso metà gara e poi vabbè, c'erano molte curve scivolose, ma è andata bene. Spero di riuscire ad arrivare prima anche alle prossime gare e come sempre raggiungere il mio obiettivo, che sono i mondiali quest'estate in pista. Fra gli junior doppio successo per l'atletica vicentina. Al femminile è Federica Del Buono a chiudere in scioltezza prima al traguardo. Gli altri anni avevo avuto molto più difficoltà con questo percorso per il fatto che c'è la salita verso anche la fine del giro, quindi magari quando si è più stanchi, però oggi devo dire che l'ho fatto con facilità, con scioltezza ed è stato un bel allenamento, diciamo. Ci sono gli italiani e lì vorrei provare a puntare al podio, anche magari al gradino più alto, se spero di riuscirci. E dopo gli italiani potrebbe esserci la convocazione ai mondiali di cross che si terranno a marzo e spero veramente di riuscire a farcela. E poi alle gare in pista ci sono anche gli europei a Rieti quest'anno, quindi in casa,
e devo riconfermare i tempi che ho fatto l'anno scorso, che spero di riuscirci. E Federica, accreditata d'eccezione ai prossimi campionati italiani, vede così l'exploit della compagna di squadra Rebecca Lonedo, che gareggia però, come abbiamo visto, nella categoria allieve. Sì, Rebecca va fortissimo, infatti secondo me anche lei quest'anno riuscirà a fare i mondiali allieve, ci spero tanto, anche perché è mia compagna di squadra, siamo molto unite e anche lei sta andando veramente forte, anche perché è da poco che fa atletica, quindi molto bene insomma. Fra gli junior è invece Alessio Morini a bissare il successo di Galliera con una prova che conferma il suo ottimo stato di forma. Le sensazioni ci sono buone, ha fatto un buon inverno di allenamenti, quest'anno forse meglio degli anni scorsi, quindi si vede dalla campestre. Ho avuto anche altri atleti forti che comunque l'anno scorso mi battevano, quindi buono, tutte e due le campestre buone, speriamo anche in pista. A completare il quadro delle gare assolute, l'intramontabile Silvia Sommaggio e l'emergente Gloria Tessaro non hanno avuto rivali rispettivamente nel lungo e nel corto femminile. Nel lungo maschile ancora successo, dicevamo, per Nasef, mentre nel corto è il poliziotto Zanatta, assente a Galliera, ad imporsi. La settimana scorsa ho corso su strada un altro 10 km, quindi oggi volevo venire a provare le condizioni anche su una distanza più corta, quindi del cross colto. Il percorso era impegnativo, comunque è arrivata questa vittoria sperata, anche perché la dedico, visto che è molto il mio presidente della mia ex società di appartenenza all'Atletica Ponzano, quindi dedico a lui, Silvano Marcuzzo, questa vittoria. Ancora una volta e probabilmente meglio del solito, la tappa di Vittorio Veneto si è distinta per la qualità organizzativa in una cornice splendida. La grande società della Silca e le affiliate sono il grande motore, diciamo, di questa grande manifestazione, che tra le altre penso sia una delle più importanti del Veneto, e questo fa onore alla società che la organizza. Sappiamo che qui ci troviamo di fronte a società capaci, organizzatori capaci, è un terreno di gara che si presta in maniera eccezionale per questo tipo di manifestazioni. Da segnalare la Corri Libero sui Prati, organizzata dalla Silca Atletica Conegliano, ed il prossimo appuntamento del 10 febbraio con la 21 del Cima, nella quale torneranno a passeggiare i podisti in erba con le loro famiglie. I più piccoli non li obblighiamo a fare gare, non vogliamo che si portino all'agonismo, ma che si avvicinino al nostro sport, alla nostra attività, proprio per giocare, per divertirsi, per capire che fatica è uguale anche soddisfazione. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.